Buonasera dal Pala Tedeschi, è tempo di big match per la 19ª giornata nel campionato di Serie A2 Elite con il GG Teamwear Benevento 5, capolista che ospita la seconda classificata, il Sulmona. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e noi andiamo alla lettura delle formazioni con il GG Teamwear Benevento 5 che schiera col numero 6 De Crescenzo che è il capitano, col numero 9 Salas, numero 11 Renoldi, 17 Bolognino, 18 Caruso, 20 Montefalcone, 22 De Figlio, 24 Zonta, 27 Rafinha, 92 Pozzo, 99 Luchignas, numero 10 Abdala, allenatore Fausto Scarpitti. Rientra quindi Bolognino dopo 2 mesi dall'ultima apparizione. Risponde il Sulmona con numero 5 Picco, 7 Lepadatu, 8 Ricci, 10 Santoro, 11 Villa, 12 Biancofiore, 17 Di Matteo, 21 Nicolodi, 23 Sosa, 30 Patricelli, 32 Berardi, 77 Marlon, allenatore Antonio Ricci. Il primo arbitro Davide Copat della sezione di Pordenone, il secondo Andrea Saggese della sezione di Rovereto. Il crono sarà diretto da Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli. E quindi tutto pronto per l'inizio del match, per l'inizio del big match che vedrà impegnate le prime due della classe del girone B di Serie A2 Elite. Benevento che, come abbiamo detto, al completo resta fuori il Rosato e rientra Bolognino. La sua ultima apparizione è stata contro l'Academy Pescara della gara del 5 dicembre. Al completo anche il Sulmona che lascia fuori Liviero, Marcantonio e Neretti. Benevento che ha perso venerdì scorso sul campo dell'Italpol, che di fatto ha riaperto il campionato con il Sulmona che ha battuto la Lazio ed ha accorciato a -3 proprio alla vigilia del big match. Le squadre che poi ad inizio settimana saranno impegnate anche con gli ottavi di finale della Coppa Italia, con impegni casalinghi per entrambe le compagini. Il Benevento qui martedì riceverà il Futura, mentre lunedì invece il Sulmona attende l'Atletico Canicattì, una delle grandi sorprese di questo campionato. Tutto pronto, Benevento in maglia giallorossa da sinistra verso destra e il Sulmona da destra verso sinistra. Si attende solo il fischio di Copat. Sulmona in maglia verde con sfumature rosse. Intanto arriva il fischio, parte il match. Benevento in tenuta giallorossa. Subito la giocata di Nicolodi su Bolognino che parte subito nel quintetto con Renoldi, Rafinha e Caruso, Montefalcone tra i pali. Risponde il Sulmona con Nicolodi, Marlon. Intanto riparte subito Renoldi che viene fermato da Sosa. Stava per ripartire il Benevento. Bravo l'uruguaiano a fermare la corsa del giocatore brasiliano del Benevento. Intanto Marlon lotta con Renoldi e quindi Nicolodi ci prova subito Santoro. Stavamo parlando appunto del quintetto, c'è Biancofiore tra i pali della Sulmona con Santoro, Nicolodi, Sosa e Marlon a completare il quartetto di movimento di mister Ricci. Eccolo qui Santoro che carica il destro addosso a Rafinha, rimessa per il Benevento, anzi no, per il Sulmona. Il primo tocco è stato di Rafinha.
Severo, anzi Santoro. Sosa, Nicolodi, Santoro lotta con Rafinha, palla che torna al numero 10, ancora in possesso. Nicolodi avanza, carica il sinistro, alto sopra la traversa, ci ha provato Douglas Nicolodi, quindi Bolognino. Renoldi, Caruso di prima per Bolognino che sbaglia l'aggancio. Intanto Renoldi rischia sull'attacco di Marlon, quindi Rafinha, palla in avanti, non trova Caruso. Palla che si spegne, rimessa dal fondo per Biancofiore. Siamo in diretta ovviamente sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. Anche il primo turno di Coppa Italia, gara unica, andrà in diretta su YouTube. Intanto il colpo di testa di Santoro, la parata di Montefalcone, prima chance del match per il Sulmona con il numero 10 Bolognino, torna da Renoldi. E ancora Bolognino, Renoldi, Caruso, Bolognino, Rafinha. Non alternative, riparte da Montefalcone. Renoldi. Non trova Bolognino, rimessa laterale per il Sulmona. Nicolodi scambia con Marlon, ancora Nicolodi. Sosa, fallo di Bolognino che ha spinto Sosa, arriva il primo fallo del match. Bolognino poi lascia anche il campo, entra Abdala, pronto ad entrare anche Zonta al posto di Renoldi. Entrano Ricci e Patricelli invece per Mister Ricci per questo calcio di punizione. Parte Marlon, calcia, deviazione di Zonta, dovrebbe essere calcio d'angolo per il Sulmona. Patricelli, ci prova Ricci con il sinistro, non c'è stata deviazione, rientra Renoldi. Zonta era entrato per difendere il calcio di punizione, invece è rimasto in campo Abdala. Si stanno scaldando anche Luchignas e De Crescenzo, lancio di Montefalcone, lotta Caruso che si gira, alla fine il fallo è di Caruso su Patricelli. Secondo Copat, secondo fallo del Benevento e quindi Patricelli. Marlon. Ragione al numero 77, cerca e trova Nicolodi che voleva chiudere il triangolo.
Si è fermato Marlon. Rafinha scambia con Renoldi. Montefalcone, intanto si scontrano Patricielli e Renoldi. Arriva il primo fallo anche per il Sulmona. Irregolare il blocco di Patricielli su Vitor Renoldi. 3 falli già in 3 minuti e 20 secondi. Renoldi. Montefalcone, lancio lungo, colpo di testa da parte di Sosa. Rimessa. Renoldi ci prova. Non trova nessuno. Intanto c'è stato uno scontro involontario tra Abdala e un giocatore del Sulmona che è rimasto a terra. Dovrebbe essere Picco, appena entrato. Subito a colloquio con il secondo arbitro saggese. Palla che passa. Rimessa per il Benevento, 16:22 da giocare. Tanta concentrazione in campo, l'unica occasione fin qui è per il Sulmona con il colpo di testa da parte di Santoro. Rafinha. De Crescenzo di prima, ma la palla è uscita. Rimessa per il Sulmona. Sbaglia qui Sosa, ma ha trovato una deviazione. Ancora rimessa per la squadra abruzzese. Entra anche Luchignas al posto di Caruso, con Scarpitti che ha cambiato 3/4, 4/5 se vogliamo, 3/5 scusate, se non vogliamo considerare il portiere. È rimasto solo Rafinha insieme a Montefalcone. Tanto Montefalcone cerca Luchignas. Palla troppo lunga. Un po' di cambio anche per Ricci. Solo Sosa, anche Marlon, solo Patricielli e Picco sono entrati. Ricci era entrato solo per il calcio di punizione, poi subito è uscito. Eccolo qui Picco che gioca il suo primo pallone. Lotta con Rafinha, Picco alla fine. Arriva il fallo di Rafinha. Forse trattenuta reiterata del brasiliano ai danni del numero 5 del Sulmona. E fallo numero 3 per il Benevento dopo 4 minuti e 14 secondi. Questo può rappresentare un fattore negativo per la squadra di Scarpitti, positivo invece per quella di Ricci. De Crescenzo. Rafinha. Luchignas. Abdala. Lancio per De Crescenzo, non ci arriva il capitano giallorosso. Rimessa per il Sulmona. Rientra Santoro. Rientra anche Nicolodi. Escono Picco e Patricielli. Anzi è Marlon, intenzione. Intanto Abdala non calcia, perde l'attimo, poi lo fa da terra in qualche modo. Nicolodi lo ferma. Abdala cerca ma non trova Luchignas. Biancofiore, Nicolodi, Marlon. Lancio lungo per Patricielli che si era inserito. Montefalcone si mette in proprio. Alla fine scarica per Zunta. Abdala. Zunta. Ancora Luchignas.
Luchignas, De Crescenzo, Abdala, 1 contro 1 con Patricelli. Luchignas, ancora Abdala, Zonta, Luchignas, Zonta, De Crescenzo fronteggiato da Marlon. L'ultimo tocco è del numero 77 della Sulmona. 14 e 18 da giocare, sempre 0-0 il punteggio qui al Pala Tedeschi, partita molto equilibrata. Abdala poco fa ha avuto una potenziale occasione, lancia ancora per De Crescenzo, non lo trova, entra anche in campo Di Matteo al posto di Patricelli, autore di 15 reti, il numero 17. Intanto sbaglia qui Nicolodi, ma la palla arriva comunque a Santoro. Marlon, Nicolodi, di tacco Di Matteo, cerca un compagno, trova Montefalcone. Luchignas cerca spazi, ma è totalmente da solo e quindi torna da Zonta. De Crescenzo, Abdala, duella con Nicolodi, giocatori che vantano tantissime presenze in Serie A. Zonta, palla lunga per Luchignas che lotta con Marlon, il 77 in vantaggio, preferisce la rimessa dal fondo. Di Matteo, sbaglia qui Marlon, quindi Abdala, la respinta di Biancofiore, arriva il primo tiro in porta del Benevento con Gonzalo Abdala che poi lascia il posto a Bolognino, pronto a rientrare anche Vitor Renoldi. Ci prova Luchignas, tiro centrale, respinge Biancofiore e poi rinvia Sosa. Montefalcone nuovamente da Luchignas che tenta di girarsi sul 23, ma la palla è uscita. Di Matteo, palla addosso a Sosa che si fa anche un po' male sul passaggio forte di Nicolodi. Zonta, Renoldi, Luchignas lascia Renoldi, non riesce a scappare via, l'ultimo tocco però è del giocatore del Sulmona Sosa. Palla fuori, Luchignas la mette giù, la rimette al centro, alla fine mette fuori il Sulmona, tenta di ripartire Nicolodi, raddoppiato da Zonta e Bolognino, rimessa per la squadra ospite. Sosa in buca, lungo, Bolognino, doppio passo, alla fine perde la sfera. Palla in tribuna, entra in campo anche Villa, classe 2001. Rafinha, Renoldi, Bolognino in buca, poi Renoldi intercetta, palla che resta lì. Villa salta Renoldi, avanza il numero 11 che gioca il suo primo pallone del match. Sosa non trova nessuno, sta imbucata. Montefalcone, lancio lungo, Caruso mette giù, non calcia, poi scarica per Rafinha, ancora Rafinha, Bolognino.
1 contro 1, alla fine intercetta Villa, Renoldi alleggerisce per Montefalcone, Rafinha, Renoldi carica al sinistro, la parata di Biancofiore, di parte Sosa, fermato da Renoldi, fallo del numero 11, quarto fallo del Benevento. Ci ha provato Vitor Renoldi che poi ha commesso fallo. Sosa, Patricelli, ancora Sosa, sempre il 30, scambiano i due, Villa, palla in avanti, Montefalcone legge tutto e riparte, Rafinha, Renoldi, Bolonnino, Caruso, spalla alla porta, attende l'arrivo di qualche compagno, lascia per Bolonnino, i due non si capiscono e quindi riparte Sosa. Marlon, Patricelli, Sosa, pensa al tiro, poi serve un compagno, si scontra con Renoldi, tutto regolare, era Villa, Marlon avanza il 77, cerca con gli occhi Patricelli, si mette in proprio e viene fermato da Caruso, l'ultimo tocco dell'ex giocatore della Feldi, rimessa per il Sulmona. Villa, fermato da Renoldi, Patricelli, Sosa sbaglia, Caruso avanza, cerca e trova Bolonnino, giocata di Bolonnino che entra in area, poi non riesce a servire il compagno e quindi Rafinha carica il destro, smorzato. Marlon, giocata qui di Villa che lotta con Renoldi, rimessa per il Sulmona, oppure calcio d'angolo? Sì, calcio d'angolo. Cucchiaia per Marlon che pensa al tiro, poi la palla resta lì, Montefalcone con i pugni allontana. Sta ascoltando anche Salas che era un po' il grande dubbio alla vigilia di Scarpitti, ancora deve fare il suo ingresso in campo. Villa, Marlon, Sosa, Marlon, Patricelli, Sosa, intercetta De Crescenzo, suo filtrante per Patricelli, riparte il Benevento con Bolonnino, salta il 30, poi cerca e trova Caruso, ancora Bolonnino, riparte da Rafinha, De Crescenzo, ancora Rafinha, Bolonnino ancora a duellare con Sosa, elastico di Bolonnino, fermato da Sosa, non c'è fallo, doppio cambio intanto, anzi triplo cambio per Ricci, sono entrati Nicolodi, Santoro e anche Lepadatu. Nicolodi, Santoro, Sosa, Nicolodi, Sosa, palla in avanti col petto Santoro, poi Abdala la mette in rimessa laterale, cambia anche molto Scarpitti, partita a scacchi tra i due allenatori.
Tanto si sono scontrati Caruso e Sosa nel richiamo da parte di Saggese 2. Lepadatu riparte da Biancofiore, punto al lancio, Lepadatu, Santoro, Nicolodi, Sosa, sbaglia l'appoggio per Lepadatu, De Crescenzo lascia scorrere. Rafinha, Abdala, lancio di Abdala per Caruso che la mette giù. Scucchiaia per Abdala, trattenuto forse da Santoro, non per gli arbitri, quindi tutto regolare. Giocata qui di Nicolodi, recupera palla Caruso, fallo di Nicolodi. Arriva anche il secondo fallo, cartellino giallo per Douglas Nicolodi che non è nella lista dei diffidati. Time out intanto per Scarpitti. I diffidati sono 3, 2 per il Benevento, Rafinha e Luchignas, 1 per il Sulmona che è Patricelli. Indicazioni di Scarpitti come quelle di Ricci. Punizione quindi per il Benevento. Parte Rafinha che calcia col destro, deviato, palla messa fuori. Poi sbaglia Montefalcone. Rimessa per il Benevento. De Crescenzo, Abdala non trova Luchignas, palla fuori, rimessa per il Sulmona. 6:59 al termine del primo tempo, 0-0 tra Benevento e Sulmona. Poche occasioni da ambo le parti, partita molto tattica. C'è anche tensione, ovviamente la posta in palio pesa un po' più del solito. Nicolodi, palla in avanti, ci arriva Lepadatu. De Crescenzo si affida a Montefalcone che imbuca per Luchignas, tenta di girarsi, viene francobollato da Patricelli, ancora Luchignas e quindi Abdala tenta la giocata. Luchignas, Abdala calcia col sinistro vicino all'1-0. Gonzalo Abdala ci ha provato con il mancino
dopo l'1-2 con Luquinhas. Lepadatu, Nicolodi, forte per Santoro, non la tira il numero 10, era un po' complicato il passaggio di Santoro e quindi ci prova dalla distanza Luquinhas. Ancora Biancofiore e poi Nicolodi la mette rimessa laterale. Palla per Luquinhas di Abdala, non ci arriva il 99, ora il time out è per Ricci. Riprende il gioco, il lancio di Lepadatu che cerca Santoro che lotta con Rafinha, va via il numero 10 che lo salta, la parata di Montefalcone, poi ancora Santoro. Che occasione per il Sulmona con Santoro che è riuscito a vincere il duello con Rafinha. Lancio di Montefalcone, Luquinhas, De Crescenzo, Rafinha, si accentra, non c'è fallo, occhio, un 2 contro 1, va via Nicolodi, intercetta Abdala, ci mette una pezza, rischio qui, intanto cartellino giallo per un componente della panchina della Benevento, ha rischiato qui la squadra di Scarpitti. Rafinha che ha perso palla, non c'è stato fallo secondo gli arbitri, 2 contro 1, gestito un po' male da Nicolodi. Bravo Abdala, intanto il destro, ci è arrivato Lepadatu. Lancio di Montefalcone per Luquinhas, la mette giù, quindi Abdala tenta la giocata, palla che resta lì ancora. Nicolodi, Santoro, salta Rafinha ma c'è De Crescenzo, quindi Montefalcone, palla per Rafinha, spalla la porta, si gira Rafinha, scarica subito, poi serve Luquinhas che pensa al tiro, murato da Santoro, ancora Luquinhas, lascia Montefalcone, che calcia, palla che resta lì dopo la deviazione di Abdala. Che occasione per il Benevento sul destro di Germano Montefalcone, è arrivata la deviazione di Abdala, non così forte, bravo Biancofiore che si è salvato. Infine colpo di testa qui di Lepadatu che stava innescando picco. Luquinhas, De Crescenzo, Abdala, De Crescenzo, Zonta, Abdala non trova Luquinhas, scucchiaiata per Lepadatu, Zonta lo disturba, palla che esce, rimessa dal fondo per il Benevento. Ultimo tocco è stato dell'ex giocatore dell'Active. Intanto rientra Vitor Renoldi, lancio di Montefalcone per Luquinhas, mette giù il 99, lotta, alla fine riparte Marlon, doppio passo, esce Montefalcone che lo ferma, la palla resta lì, rimpallo, alla fine Renoldi cerca e trova Abdala, sovrapposizione dello stesso Renoldi, va via Abdala, la sterzata di Abdala e poi sbaglia. Che azione, che giocata del numero 10 che poi sbaglia di fatto un rigore in movimento. Che occasione per il Benevento, la prima grande chance
per gli uomini di Scarpitti. Gran giocata di Abdallah che ha messo a sedere il suo avversario e poi ha calciato sul fondo a tu per tu con Biancofiore. Zunta, Reynolds in avanti, colpo di testa di Marlon, mette giù Di Matteo e quindi Picco, Sosa, ancora Sosa, intercetta Reynolds che la tiene in campo, sì, la palla è per Abdallah. Si accentra ancora Abdallah, raddoppiato Abdallah, non trova Caruso, ancora Abdallah, palla che resta lì, la mette fuori Sosa, riparte Picco, si sovrappone anche Di Matteo, occhio a Picco che calcia, trova il tocco di Zunta e guadagna una rimessa. Tanto problema fisico per Gonzalo Abdallah. Che lascia il campo tra gli applausi del Palatedeschi, forse risentimento muscolare per il numero 10. Ci prova qui Marlon, palla alta. Lancio di Montefalcone, sbaglia Sosa il tocco, alla fine Caruso riesce ad andare via, Caruso! Fallo di Sosa e cartellino giallo per il numero 23, calcio di punizione dal limite per la squadra di Scarpitti. Si era girato bene Caruso e Sosa è stato costretto a metterlo giù. Intanto problemi per Biancofiore, si avvicina alla panchina entra Berardi, arriva il cambio, esce Cristian Biancofiore, entra Davide Berardi, classe 2000. Reynolds sulla sfera, c'è anche Rafinha. Parte Reynolds col sinistro, la parata e poi Caruso non riesce nel tap-in, si salva il Sulmona, bravo Berardi, appena entrato a rispondere presente su questo calcio di punizione. Reynolds addosso a Berardi, mette fuori poi Patricelli, resta lì il Benevento, 3 minuti 8 secondi al termine della prima frazione di gioco. Reynolds lascia Rafinha, che apre il destro, Reynolds, palla fuori, mette giù Volonnino, serve Caruso, anzi Rafinha. Alla fine la palla carambola sul fondo, rimessa per Berardi che resta tra i pali, quindi problema per Biancofiore. Fisico, poi cercheremo di capire se il numero 12 sarà in grado di tornare in porta o Berardi resterà tra i pali per tutta la gara. Nicolodi, faccia a faccia con Caruso. Doppio passo Nicolodi, palla deviata, la palla resta lì, occhio a Patricelli, murato da Reynolds.
Patricelli. Bolonnino intercetta. Rafinha. Ancora Bolonnino. Renoldi. Rafinha. Renoldi cerca e trova Caruso. Sbaglia il controllo. Roberto Caruso. Nicolodi. Marlon. Ci prova col destro. Abbiamo visto Montefalcone fuori dai pali. Lancio di Montefalcone, palla in porta ovviamente. Non vale il gol. Si riparte con Berardi, lancio lungo, colpo di testa di Rafinha che anticipa Picco. Calcio d'angolo per il Sulmona, siamo già dalla parte opposta. Mancano esattamente 2 minuti. Ultimi 120 secondi di questo primo tempo. Intercetta Montefalcone che la tiene. Fa ripartire Caruso che cerca con gli occhi Bolonnino. Bravo Sosa a frapporsi. Renoldi duella con Marlon. Rafinha. Bolonnino lotta con Picco, non c'è fallo, riparte Picco. Palla che passa a Nicolodi, l'uscita di Montefalcone che poi sbaglia. Marlon cerca il destro sul fondo, ci ha provato il 77. Caruso. Badala è entrato in campo, sterza e calcia. Murato da Marlon. Ancora Badala. Non trova Caruso. Berardi. Lancio lungo, mette giù Picco che lotta con Rafinha. Palla che resta lì, calcio d'angolo per il Sulmona. Palla fuori, Picco carica il sinistro, addossa ad Abdala. Si scontra quasi con Bolonnino. La giocata, la palla è per Caruso che va via. Caruso si immola Picco. Calcio d'angolo per il Benevento. Bolonnino. Palla intercettata da Nicolodi che va via. Nicolodi, Rafinha in estirada. Calcio d'angolo per il Sulmona che ha un po' sprecato questo contropiede dopo il corner di Bolonnino. Palla che resta lì, Montefalcone la fa sua. Bolonnino. Rafinha. Abdala. Bolonnino. Abdala. Non la tiene in campo l'argentino sull'attacco di Picco. Forse 2005, Daniele Picco.
Marlon, Sosa, Nicolodi. Ci arriva Picco. C'è stata deviazione. Picco era convinto, infatti l'ha lasciata. Nicolodi si è un po' arrabbiato, il suo compagno di squadra. Rafinha, Bolonnino, Abdala, Rafinha, palla che lambisce il palo destro, sempre molto pericoloso di Rafinha Rizzi. 8 gol per lui in stagione. Siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Lancio di Berardi, arriva la sirena e 0-0 al riposo tra Benevento e Sulmona, e noi ci prendiamo una pausa, ci risentiamo tra poco per la ripresa.
Tutto pronto per l'inizio della ripresa, le squadre sono rientrate sul parquet. Benevento da destra verso sinistra, Sulmona da sinistra verso destra. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, arriva il fischio di Copat. Primo possesso della squadra di casa. Abdallah che ha avuto una grande occasione nel primo tempo molto molto equilibrato. Poi sbaglia l'argentino, il tocco per Rafinha. Nicolodi. Palla in avanti di Sosa per il colpo di testa di Santoro, come era già successo nel primo tempo. Questa volta non è riuscito a spizzare bene il numero 10 e quindi Rafinha non trova Abdallah che scivola. Palla in avanti per Santoro, gioco che è ripreso dopo aver asciugato il parquet. Sbaglia il controllo Marlon, poi riesce a servire Sosa. Cerca Santoro ancora a duellare con Rafinha, così è nata la grande occasione del Sulmona con il suo numero 10, bravo ad eludere la marcatura di Rafinha, che sicuramente non è facile, è stato molto bravo Santoro, che però non è riuscito poi a battere Montefalcone. Ci riprova il numero 10 dalla distanza. Montefalcone fa buona guardia. Abdallah. Luquinhas. Abdallah. Ancora per Luquinhas che calcia alto sopra la traversa. Ci ha provato l'ex giocatore del Cusmolise. Attenzione alla conclusione da parte di Nicolodi, che ha incrociato il sinistro. Lancio di Montefalcone, colpo di testa di Sosa che anticipa Luquinhas, poi Renoldi, Luquinhas, la palla è per Abdallah che entra in area, la parata di Biancofiore che è rientrato tra i pali. Altra occasione per Gonzalo Abdallah con il destro, bravo il numero 12 che a fine primo tempo aveva lasciato il campo a Berardi. Abdallah per Renoldi, la deviazione da parte di Marlon che ha sfiorato l'autorete. Renoldi col sinistro, alto. Palla in avanti, Rafinha in anticipo, avanza il 27, fallo di picco su Rafinha, primo fallo del match. Il Benevento ne aveva commessi 4 quando mancavano quasi 10 minuti. Tre poi ne ha commessi Sulmona. Arriva il primo fallo della ripresa, commesso picco su Rafinha. Parte lo stesso numero 27
col destro e trova l'angolo e il vantaggio. Rafinha Rizzi fa 1-0 e fa esplodere il Palatedeschi con il suo nono gol in stagione. Destro molto violento, Biancofiore forse non l'ha vista partire, la palla si è insaccata per il vantaggio del Benevento con la firma solita di Rafinha Rizzi. E quindi si è rotto il ghiaccio qui al Palatedeschi. Tanto lancio di Montefalcone lungo, non arriva nessuno. Attenzione intanto al destro ancora di Rafinha, direttamente dalla sua area. Tanto Luquinhas sul fondo. Ancora Benevento. Non è riuscito il Sulmona a uscire dalla pressione della squadra di Scarpitti. Primis intanto qui per il Sulmona. Palla fuori per Sosa che carica il destro. Tiene in campo l'uruguaiano Luquinhas. Renoldi. Rafinha, palla in avanti. Fallo di Luquinhas. Occhio qui alla giocata di Sosa che elude l'intervento di Luquinhas. Avanza, la palla è per Patricelli che non la tiene bene, anche se il passaggio di Sosa non era dei migliori. Dovrebbe essere calcio d'angolo. Sì, Patricelli alla battuta. Il destro mette fuori Renoldi. Sosa. Mette fuori Renoldi. Bolognino. Caruso in avanti, non trova nessuno. Attenzione ancora al Sulmona. E spinta di Rafinha due volte su Di Matteo. Alla fine la rimessa è per la squadra di casa, pronta a rientrare sul parquet De Crescenzo al posto di Renoldi. Montefalcone. Bolognino. Va via Bolognino che riesce a trovare la deviazione di Nicolodi. Sarà calcio d'angolo per il Benevento. Palla fuori. Rafinha ci prova, questa volta male.
Mette giù intanto Santoro, che però non riesce a servire Marlon, che si era inserito bene. Sbagliato l'appoggio, il numero 10. 15:25 da giocare. Poco fa si è rotto l'equilibrio del vantaggio di Rafinha. Colpo di testa di Di Matteo, che cerca Santoro, cerca a sua volta di chiudere il triangolo. Alla fine il numero 17 non tiene la palla in campo, allontana il pallone, rischia l'ammonizione il numero 17, che viene subito richiamato da Saggese. Bolognino, Caruso, Bolognino, De Crescenzo, Rafinha, di prima Caruso per De Crescenzo, non ci arriva. Numero 6, sul passaggio di De Crescenzo. 14:53, si riparte con Biancofiore, che l'avevamo già detto prima, mi aveva lasciato il campo per un problema sul finire del primo tempo, dove Berardi è anche stato impegnato più di una volta. Si è ristabilito all'intervallo, tanto colpo di tacco di Santoro che rischia un po', alla fine Caruso si gira, trattenuto, tutto regolare, secondo Copat. Riparte il Sulmona con Nicolodi, palla per Di Matteo, passaggio lungo del giocatore brasiliano per il suo compagno di squadra. Non c'è stata deviazione secondo gli arbitri e quindi rimessa a Benevento. Lancio di Montefalcone, Caruso la mette giù, ma c'è fallo di Caruso su Marlon. Primo fallo, anzi secondo fallo per il Benevento. Calcio di punizione per il Sulmona, rientra Sosa, intanto altro cartellino giallo verso la panchina, verso qualche componente della panchina del Benevento. Di Matteo, Sosa, Di Matteo, De Crescenzo, colpo di testa dello stesso De Crescenzo, scappa via qui Sosa, riparte Bolognino, serve Zunta, De Crescenzo, Caruso, sbaglia il controllo, non riesce poi a tornare da De Crescenzo. Giocata qui di Santoro, ma la palla è uscita. Aveva provato la Veronica al numero 10. Rientra Patricelli. De Crescenzo mette giù Marlon, Di Matteo, Sosa, Patricelli, Sosa. Attenzione alla parata di Montefalcone sulla conclusione di Di Matteo. Si è fatto male il numero 17. Montefalcone la mette rimessa laterale. Lo stesso Di Matteo restituisce palla. Montefalcone lascia il campo, rientra George Lepadatu. Bolognino in avanti, Luchignas mette giù, sbaglia, la palla non passa perché arriva a Montefalcone. Si è preso un bel rischio Luchignas, non ne ha approfittato il Sulmona. Bolognino 1 contro 1, accelera il numero 17, rimontato poi da Sosa, ma c'è calcio d'angolo, anzi no, il primo tocco è stato di Bolognino.
quindi Biancofiore. Marlon intercetta De Crescenzo, Volonnino rischia un po', attenzione al destro da parte di Patricelli. Marlon si accentra e serve Sosa. Riparte De Crescenzo che però non tiene la palla in campo. Sosa, palla in avanti. Montefalcone avanza. Luquinhas e Zunta non ci pensa due volte, mette fuori sull'errore di Luquinhas, ne stava per approfittare Sosa. Marlon, Patricelli, calcia Murato, palla che esce, rimessa ancora per il Sulmona che resta lì nella metà campo del Benevento. Sosa, Lepadato cerca il sinistro, trova Zonta e trova soprattutto un calcio d'angolo. Palla fuori, ci prova Marlon che calcia male. Zunta, Abdala mette in avanti, non trova nessuno, la tiene in campo Biancofiore. Patricelli, Sosa intercetta Abdala che riparte. Abdala si mette in proprio, lo stesso Sosa si oppone al destro dell'argentino. Sfida tra sudamericani. Ci prova Zonta che guadagna un corner. Ci prova Luquinhas col destro, forte ma non preciso. Tanto richiamo verbale da parte di Copat a Luquinhas e Lepadato. Luquinhas che aveva il pallone tra le braccia, Lepadato voleva velocizzare il gioco. Sosa, Lepadato, Nicolodi sbaglia, Badala, gran parata di Biancofiore e poi Renoldi calcia male. Che occasione per il Benevento sull'errore di Nicolodi, mano aperta. Biancofiore ha detto di no ad Abdala. Eccolo qui, Nicolodi in avanti, Lepadato, lancio di Montefalcone troppo lungo. Nicolodi, fallo di Abdala che viene anche ammonito. Primo ammonito del match per il Benevento. Come abbiamo detto nel primo tempo, anche Abdala fa parte della lista dei diffidati. 2 per il Benevento sono Luquinhas e Rafinha, 1 per il Sulmone che è solo Patricelli. Fallo numero 3 per la squadra di Scarpitti. Ammonito anche De Crescenzo per proteste. E quindi gli ammoniti passano a 4.
Nicolodi. Patricelli. Ancora Patricelli. Palla in avanti di Lepadatu, non trova nessuno. Sono entrati nell'ultimo quarto di gara, mancano 10 minuti al termine del match. Benevento sempre 1-0. Tanto qui Renoldi cerca e trova Luquinhas che sbuca alle spalle di Lepadatu. La palla è per Rafinha che torna da Luquinhas. Abdala, Rafinha, Renoldi, imbuca ancora per Luquinhas. Va via Abdala che sterza, Abdala non calcia, la palla resta lì, Renoldi alla fine si salva il Sulmona. Non è riuscito a calciare in porta Renoldi. Rimessa per il Sulmona. C'è fallo di Luquinhas su Nicolodi. Potenziale occasione poco fa per il Benevento con Abdala e Renoldi che non sono riusciti a calciare verso la porta di Biancofiore. Palla in avanti per Nicolodi. Abdala intercetta lo stesso Nicolodi, palla che resta lì, Rafinha, Luquinhas mette giù col petto, rimontato. Abdala, Rafinha, ancora Abdala col tacco, Luquinhas, poi si scontra praticamente con Abdala, si fa anche male cadendo, poi si rialza. 8:57 al termine della partita, rientrano Caruso e Volonnino al posto di Luquinhas e Abdala. Ancora non deve entrare Salas per Scarpitti, come abbiamo detto era un po' il dubbio alla vigilia del tecnico molisano. Intanto ci prova Marlon, la respinta di Montefalcone sul primo palo, calcio d'angolo per la squadra ospite. Ancora Marlon, palla sul secondo palo, Renoldi chiude, poi Montefalcone va lungo da Volonnino che ci prova di testa sul fondo, altra chance prima per il Sulmona e poi per il Benevento. Poi Montefalcone ci mette i pugni, ancora Marlon che viene murato da Caruso. Intanto il destro da parte di Sosa deviato, altro calcio d'angolo. Palla fuori, ci prova Marlon, questa volta calcia male, il 77. Volonnino, deviazione di Nicolodi, calcio d'angolo, le proteste di Volonnino per un presunto tocco col braccio di Nicolodi, calcio d'angolo, Caruso murato, commesso fallo, c'è vantaggio, Nicolodi, palla che resta lì, Renoldi alla fine mette fuori, corre Volonnino che è in vantaggio, calcia col destro sul fondo. Destro di Volonnino, intanto viene cumulato il fallo di Caruso, quarto fallo per il Benevento. Sette e 58 da giocare. Rischia un po' qui Sosa sull'attacco di Caruso, rimessa per il Sulmona, si è corretto Copat con l'ausilio del suo collega saggese, l'ultimo tocco è stato di Caruso. Marlon, Nicolodi,
Salta Renoldi, Nicolodi poi torna sui suoi passi. Sosa si accentra, apre il destro, lontano dalla porta di Montefalcone. Lotta Renoldi, Caruso, riparte il Benevento, fallo di Santoro che viene anche ammonito, fallo numero 2 per il Sulmona. Quinto giallo del match, terzo per il Sulmona dopo Sosa e Nicolodi. Parte nuovamente Rafinha con il destro, deviazione da parte di Sosa. Anche questa volta il destro di Rafinha era molto velenoso. Montefalcone pronto al lancio, poi tira, palla che resta lì e Caruso sbaglia sotto porta col sinistro. Che occasione per Umberto Caruso. Applausi del Palatedeschi, 7 minuti esatti al termine della gara. Marlon in avanti, cerca e trova Santoro, ancora a duellare con Rafinha, Santoro fuori. Lancio di Montefalcone, Caruso, lotta numero 18, torna da Bolognino. Rafinha, Bolognino ripiega, rischia un po' sull'attacco di Santoro. De Crescenzo lotta con Marlon, la palla resta lì, Santoro poi sbaglia l'appoggio. Riparte Caruso, Rafinha, Bolognino. Non salta Nicolodi, occhio alla transizione del Sulmona. Nicolodi, Montefalcone risponde presente. Tra chance per Douglas Nicolodi sull'errore di Bolognino che è un po' rischiato. Marlon faccia a faccia con Caruso, Santoro, ancora Marlon, Sosa, Santoro, Sosa, Nicolodi, Sosa, Marlon, Nicolodi, Sosa, 5:30 alla fine. Nicolodi giocatona su Abdala, fallo di Abdala, quinto fallo per il Benevento. Le proteste della panchina del Sulmona che reclamava un secondo giallo ad Abdala. Esaurisce il bonus il Benevento rispetto al primo tempo, si era fermato a 4, squadra di Scarpitti. Nicolodi, palla fuori, Marlon respinge Rafinha, poi Caruso, dopo il colpo di testa del 77, ancora Caruso, non riesce a far partire Zonta. Marlon, Nicolodi,
Si accentra Nicolodi, calcia addosso a Rafinha. Nicolodi, Santoro, fallo di Santoro su Rafinha, poi è arrivato l'intervento del 24, terzo fallo per il Sulmona. 4:44 da giocare. Zunta, De Crescenzo, Zunta, De Crescenzo in avanti, lottano Luquinhas e Lepadato, tutto regolare, riparte Nicolodi. Faccia a faccia con Rafinha, ex compagni di squadra. Ma via Nicolodi. Marlon. Prova il destro. Montefalcone sul primo palo, calcio d'angolo per il Sulmona. Ci prova Santoro, riparte Luquinhas che allarga per Zunta, alleggerisce per Rafinha. Ancora Luquinhas, spalle la porta, si gira Luquinhas, va via e poi apre troppo il sinistro. Palla fuori, chance per il Benevento con Lucas che ha fatto tutto bene, poi ha incrociato troppo il mancino. 3:54 al termine della partita, scandiremo più spesso il crono, non estendo in grafica. Una partita così equilibrata. Nicolodi, Sosa, Marlon. Sosa si accentra, pensa al destro, lo apre e Luquinhas mette rimessa laterale. Power play per Ricci. C'è Jacopo Ricci con la maglia del portiere di movimento, eccolo qui. 5 contro 4. Si riprende, c'erano 2 palloni in campo. Ricci, Nicolodi, non ci arriva Marlon, occhio che la porta è vuota. Ora rientra a Biancofiore, lancio di Montefalcone, colpo di testa di Sosa, la tocca Marlon, ci arriva Santoro. Ancora Marlon che apre il destro, sul fondo ci ha provato il 77, destro molto velenoso. Gamba tesa, gioco pericoloso. Fallo, calcio di punizione per il Sulmona, rientra Ricci. 2:59. Nicolodi, Marlon, Sosa, Santoro, Nicolodi dopo il tocco di Marlon, Ricci, Nicolodi, Marlon ragiona il Sulmona, Santoro, Sosa, palla che passa e Nicolodi
si divora l'1-1. Che occasione per il Sulmona con Douglas Nicolodi sulla splendida trama del Sulmona. Calciato sul fondo, la palla davvero di un nulla fuori. Luquinhas, Bolonnino avanza, si accentra Bolonnino, la parata di Biancofiore che dice di no. Che occasione per Nicolodi, ora la chance per Bolonnino, 2 minuti e 8 secondi al termine. Palla che passa, alla fine respinge Biancofiore, calcio d'angolo. Palla dalle parti di Bolonnino che serve Montefalcone, pronto al lancio, avanza il numero 20 che alza la testa, calcia, deviazione di Luquinhas, quindi rimessa sul Mona, tutte le sostituzioni del caso. Rientra Ricci come portiere di movimento, Scarpitti che ora difende anche con Abdala, il 5 contro 4 insieme a Renoldi, Zonta e Rafinha. Entra anche Patricelli al posto di Santoro e quindi cambia qualcosa anche Ricci. Eccolo qui, Patricelli ora in cabina di regia. Marlon, pressione del Benevento, ancora Patricelli, in buca, occhio che Ricci è da solo, serve Nicolodi, esce bene il Sulmona, Nicolodi, palla per Patricelli, ci prova Sosa, addosso a Rafinha, rimessa laterale in zona d'attacco per il Sulmona, 1:22 al termine del match. Nicolodi, Marlon, Patricelli, Marlon, ancora il 77. La parata di Montefalcone sulla conclusione di Patricelli. Nicolodi, Ricci ci prova, la tiene Montefalcone, la porta è vuota, si mette in proprio Montefalcone, ne salta 2 e calcia col destro sul fondo. Nicolodi, Marlon, ultimo giro di lancette, mancano 36 secondi, la palla passa, Marlon si immola Abdala e poi Rafinha addosso a Sosa. Che occasione ancora per il Sulmona. Lancio in avanti, colpo di testa di Sosa, poi quello di Marlon, Nicolodi, è rimasto Ricci in porta, mancano 23 secondi, ultima sortita offensiva del Sulmona, Nicolodi, sbaglia il passaggio Patricelli per Sosa con Ricci che resta tra i pali, mancano 17 secondi, rientra Abdala. Montefalcone, lancio lungo, non c'è fallo di Ricci su Abdala che però resta a terra e si è fatto male perché è caduto molto male l'argentino. (11 secondi per l'esattezza mancano al termine del match). Abdala che lascia il campo,
Saggiamente Ricci fa entrare Biancofiore perché il Benevento ha alzato la pressione, quindi Biancofiore andrà lungo con le mani a cercare Santoro. Entra anche Zonta. Lancio di Biancofiore in avanti, la tiene Santoro che si gira su Rafinha, ancora Santoro, Montefalcone, paratissima. Alla 3 secondi dal termine la partita finisce qui, vince il Benevento 5 che batte 1-0 il Sulmona grazie al gol di Rafinha Rizzi, alla fine paratissima di Montefalcone su Santoro che era riuscito a girarsi proprio su Rafinha. E finisce qui quindi 1-0. Il big match va al Benevento che riallunga sul Sulmona +6. La squadra di Scarpitti sale a 46 punti in classifica e consolida la vetta del girone B di Serie A2. È tutto dal Palatedeschi, noi ci rivediamo martedì per l'impegno di Coppa Italia, sempre in diretta qui dal Palatedeschi sul canale YouTube della divisione, dove il Benevento 5 ospiterà la Futura. È tutto, buon weekend.